Ricordate la magia delle domeniche italiane? Le nonne possedevano un talento segreto: trasformare il nulla assoluto in banchetti regali. Potevano ingannare occhi e palato, servendo capolavori nati dall'ingegno contadino. Scopriamo questi 8 finti lussi. Iscrivetevi al canale per questo nuovo viaggio. Spaghetti alle vongole fuiute. È possibile assaporare il mare senza avere un solo grammo di pesce nel piatto? I napoletani, maestri indiscussi dell'arte dell'arrangiarsi, hanno risposto con gli spaghetti alle vongole fuiute, ovvero scappate. Questo piatto rappresenta l'illusione gastronomica perfetta, nata nei vicoli affollati, dove i frutti di mare veri costavano troppo per le tasche degli operai. Visivamente, si presentava come un classico spaghetto aglio, olio e peperoncino, macchiato da qualche pomodorino e inondato di prezzemolo fresco. Ma il genio risiedeva nel procedimento. Si utilizzavano quantità industriali di gambi di prezzemolo e sassi di mare puliti, raccolti direttamente sugli scogli. Bollendo le pietre porose nell'acqua della pasta e saltandole in padella con l'olio sfrigolante, rilasciavano un intenso sentore salmastro e minerale. Il sugo si impregnava dell'aroma inconfondibile dello iodio. Portare in tavola questa spaghettata fumante significava regalare alla famiglia il sogno di una cena costosa al ristorante sul Golfo, spendendo letteralmente 0 lire. Il tintinnio dei sassi contro il metallo della padella ingannava anche l'udito, simulando il rumore dei gusci veri. Mangiare questa pasta a occhi chiusi ingannava il cervello in modo spettacolare. Aver trasformato un sasso in un condimento di lusso dimostra una creatività poetica che mi lascia sempre senza fiato. Oggi, con i freddi banchi del pesce moderno quasi sempre pieni, questa antica furbizia teatrale è quasi del tutto scomparsa, portandosi via un pezzo meraviglioso della nostra storia popolare più autentica e incredibilmente divertente. Sarde a beccafico. I nobili siciliani dell'Ottocento adoravano banchettare consumando i beccafichi, piccoli uccellini grassi e prelibati farciti con le loro stesse interiora. La povera gente, osservando queste mense sfarzose da lontano, decise di replicare quel lusso inaccessibile usando il pesce più economico del mercato, la sarda. Nacquero così le sarde a beccafico, un gioiello culinario che inganna lo sguardo imitando la forma dei volatili arrosto. Le sarde venivano private della lisca centrale, aperte a libro, e riempite con un composto poverissimo, ma dall'aroma esplosivo. L'impasto mescolava pan grattato tostato, uva passa dolcissima, pinoli croccanti, prezzemolo, aglio e succo di arancia o limone. Questo mix, chiamato muddica, sostituiva il costoso formaggio. I pesciolini venivano poi arrotolati su se stessi, con la codina rivolta verso l'alto, proprio per scimmiottare le piume degli uccellini, e infilzati su spiedini di legno, alternati a foglie di alloro fresco. Cotte in forno diventavano dorate e croccanti. Il sapore era un trionfo agrodolce spettacolare, un marchio di fabbrica inconfondibile della gastronomia isolana, capace di mascherare il gusto forte e ferroso del pesce azzurro. Quando il vassoio arrivava in tavola, sembrava una pietanza degna della corte di un emiro arabo, ricca di spezie e consistenze diverse. Trovo incredibile come la frustrazione per la povertà abbia generato un piatto molto più sano e affascinante dell'originale nobiliare, trasformando la miseria in pura, elegante poesia, servita orgogliosamente a cena. Falso magro. Non credete mai al nome di questa pietanza, perché di magro non c'è assolutamente nulla. Il falso magro è il re dei secondi piatti siciliani delle feste, un trionfo di opulenza visiva che nascondeva un segreto economico geniale. Un enorme rotolo di carne, legato con lo spago e cotto nel sugo rosso, sembrava un costoso e intero arrosto nobiliare. In realtà, l'involucro esterno era costituito da un'unica,
sottilissima fetta di vitello o manzo, spesso un taglio economico battuto ferocemente per allargarlo a dismisura. La vera magia e la finta ricchezza risiedevano tutte nel ripieno. Le massaie spalmavano sulla carne uno strato di carne macinata, mista a mollica di pane, per fare volume. Poi incastonavano un tesoro di ingredienti economici ma colorati: uova sode intere, lardo, formaggio caciocavallo, piselli e carote. Il tutto veniva arrotolato strettamente. Il momento del taglio in tavola era puro teatro. Le fette spesse rivelavano un mosaico interno bellissimo, con il giallo e il bianco dell'uovo, il verde dei piselli e il rosso della carne. L'impatto visivo era sbalorditivo, regalando l'illusione di un'abbondanza infinita. Il sugo di cottura, denso e scuro, serviva poi per condire i maccheroni del primo piatto. Invece di servire tristi pezzetti di carne lessa, le madri costruivano un maestoso, enorme e finto lingotto ripieno. È un capolavoro di architettura domestica che trasformava 3 etti di carne in un banchetto principesco per 10 persone affamate. Sartù di riso. Nel Settecento i cuochi francesi portati a Napoli dai re borbonici detestavano il riso, considerandolo un triste cibo per malati. Le geniali cuoche napoletane decisero di nobilitarlo, creando una struttura così complessa e regale da zittire qualsiasi critica. Il sartù di riso sembra una lussuosa corona ingioiellata, un timballo monumentale dorato che dominava il centro delle tavolate festive. Eppure, sotto quella crosta di pangrattato croccante, si nascondeva l'apoteosi del recupero. Il guscio era fatto di semplice riso bollito e legato con uova, parmigiano e sugo. Ma il vero tesoro era custodito all'interno del cono. Il nucleo centrale diventava la cassaforte degli avanzi della settimana. Polpettine minuscole fatte con ritagli di carne, fegatini di pollo, piselli, fette di uova sode, provola filante e funghi secchi rinvenuti in acqua. Ogni taglio del coltello rivelava strati di sorprese calde e fumanti, tenute insieme dal denso ragù partenopeo. Sformarlo perfetto, dallo stampo di rame senza romperlo, era la prova del fuoco per ogni aspirante sposa. Appoggiato sul piatto da portata, questo cilindro perfetto trasudava magnificenza borbonica, ma costava pochissimo. Riciclare le rigaglie di pollo e il formaggio indurito, mascherandoli sotto una corazza croccante, era un lampo di genialità assoluta. Portare il sartù in sala da pranzo significava servire una scultura architettonica, l'arte di nobilitare gli scarti, elevandoli a prestigioso piatto dell'alta borghesia. Tocca qui la sua vetta insuperabile, maestosa ed eterna. Cipolle ripiene. Cosa succede se prendi l'ingrediente più povero, umile e pungente dell'orto e lo tratti come uno scrigno prezioso? Ottieni le cipolle ripiene, un antipasto o contorno che sembrava uscito dalla cucina di un grande ristorante d'albergo. Nel Piemonte e nella Liguria del dopoguerra, questo ortaggio costava pochissimo e cresceva ovunque. Le nonne sceglievano i bulbi più grandi e rotondi, li sbollentavano leggermente in acqua per ammorbidirli e poi, con pazienza chirurgica, li svuotavano degli strati centrali, lasciando intatti i gusci esterni. Queste coppette naturali venivano poi farcite con un impasto magico. L'interno della cipolla veniva tritato e rosolato, mescolato all'immancabile pane raffermo bagnato nel latte, formaggio grattugiato duro, prezzemolo, un uovo e, se c'era fortuna, una puntina di salsiccia o carne avanzata. Riempite fino all'orlo e spolverate di pangrattato, finivano in forno a caramellare. Il calore trasformava la cipolla esterna, rendendola dolce, burrosa e traslucida.
mentre il ripieno formava una deliziosa crosticina dorata e scricchiolante in superficie. L'aspetto finale era incredibilmente elegante, simile a piccole tortine salate, monoporzione, servite in cocotte commestibili. I sapori rustici si ingentilivano, perdendo l'aggressività iniziale. Nessuno pensava alla povertà del pane vecchio, mordendo questa dolcezza infinita. Servire porzioni individuali così curate dava sempre agli ospiti l'impressione di essere trattati con un riguardo speciale e ricercato. La stupenda trasformazione di una cipolla in un lussuoso bauletto di sapori è davvero incantevole. Polpettone alla genovese. Se vi aspettate di affondare i denti nella morbida carne macinata, rimarrete delusi, ma assolutamente felici. Il polpettone alla genovese è una magnifica truffa linguistica e visiva. In Liguria, dove la terra coltivabile era scarsa e la carne un bene di estremo lusso, le donne inventarono una torta salata senza guscio, che fingeva di essere un ricco arrosto. Visivamente si presenta come un bel panetto ovale o rettangolare, dalla crosta bionda e segnata dai rebbi della forchetta in motivi geometrici eleganti. Eppure, dentro non c'è ombra di bovino o suino. La massa è composta interamente da patate farinose lesse e fagiolini verdi finissimi, schiacciati insieme e legati con uova, parmigiano, maggiorana fresca e un tocco di aglio, cuocendo nel forno spesso spalmato con un velo d'olio e pan grattato. Sviluppa una pelle esterna saporitissima, mentre l'interno resta umido e compatto come un budino vegetale. Tagliato a fette spesse, manteneva la forma esattamente come un polpettone vero. Quando studiavo all'università, ho preparato questo favoloso piatto decine di volte. Costava niente, riempiva tantissimo e faceva un figurone pazzesco alle cene tra amici. È un antipasto o un secondo piatto freddo sublime, ingannevole nel nome, ma onestissimo nel sapore. Eleva le umili verdure dell'orto a protagoniste assolute della tavola domenicale. Sapevano mascherare la necessità, facendola sembrare una scelta di grande raffinatezza estetica e gusto puro, fresco e straordinariamente appagante per chiunque. Pomodori col riso, rosso brillante, perfettamente rotondo e scintillante d'olio. A prima vista, un vassoio di pomodori col riso appena sfornati somiglia a un'esposizione di pietre preziose. Questo classico della tradizione romana estiva racchiude l'essenza dell'illusione. Presentare ingredienti basilari con un'estetica ricercatissima. La preparazione richiedeva un rituale preciso. I grandi pomodori a grappolo venivano decapitati con un taglio netto e svuotati della polpa con un cucchiaino, trasformandoli in minuscole zuppiere rosse naturali. La polpa estratta non andava certo buttata. Veniva frullata con olio, sale, pepe, tanto aglio e foglie di basilico strappate a mano. In questo liquido saporitissimo si calava il riso crudo. Qui risiede il tocco da maestro. Il cereale doveva macerare a crudo per ore, assorbendo completamente il succo del pomodoro fino a gonfiarsi. Infine, i gusci vuoti venivano riempiti, coperti con il loro cappellino originale e infornati circondati da spicchi di patate condite. Cuocendo, il pomodoro esterno si raggrinziva dolcemente, concentrando gli zuccheri, mentre il riso interno finiva la cottura diventando un cuore cremoso e saporito. L'aspetto in tavola era raffinatissimo, degno di una cena di gala nei freschi giardini romani. Nessuno si rendeva conto di mangiare solo un pugno di riso crudo e un ortaggio estivo. La geometria perfetta della verdura ripiena trasmetteva un senso di cura formale estrema. Un pasto freddo super economico, travestito magistralmente da lusso scintillante, incredibilmente elegante e sublime. Torta di riso.
Può un semplice pugnetto di riso bianco trasformarsi nel dessert più ricco e sfarzoso delle feste patronali. La torta di riso, nelle sue infinite varianti emiliane o toscane, risponde a questa domanda in modo trionfale. Era il dolce delle grandi occasioni, portato in tavola per festeggiare matrimoni o battesimi, tagliato a piccoli rombi e offerto agli ospiti come fosse oro puro. L'aspetto era quello di una torta nobile, con una superficie caramellata marrone scuro, che nascondeva un interno giallo, denso e lucido. Il segreto era la cottura lentissima. Il riso veniva fatto stracuocere nel latte intero zuccherato, fino a quando i chicchi non si disfacevano, creando una crema naturalmente dolce e amidosa. Una volta intiepidito, venivano incorporate le uova, la scorza di limone grattugiata, vaniglia e, immancabile, un bicchierino di liquore come il sassolino o l'amaretto, che le conferiva un profumo inebriante e adulto. Cotta in forno, la torta si rassodava, prendendo la consistenza di un budino compatto. Le massaie versavano zucchero sulla superficie negli ultimi minuti per creare una crosta croccante irresistibile. Costava una frazione rispetto ai dolci di alta pasticceria, ripieni di creme o panna montata, ma regalava un'esperienza di degustazione lussureggiante e ricchissima. Tagliare questi mattoncini dorati, profumati di agrumi e liquore, chiudeva i pranzi importanti con un'eleganza rustica e indimenticabile. Un vero miracolo gastronomico che trasformava il cereale più sobrio in un purissimo e delizioso vizio goloso. Questi capolavori mascherati ci insegnano che il vero lusso in cucina non risiede nel portafoglio, ma nella fantasia sconfinata di chi cucina. Quale di questi gioielli ingannevoli preparate ancora a casa vostra? Raccontatelo nei commenti. Ci vediamo nel prossimo viaggio nostalgico.